Porro. Ricordiamo anche qui a Pinzano al Tagliamento i caduti di tutte le guerre e i caduti di tutte le nazioni. Nel farlo ricordiamo i pinzanesi che nei vari conflitti ed in particolar modo in quello del 15-18 hanno lasciato e hanno dato la propria vita. Permettetemi qui a Pinzano di poter fare anche una riflessione che vorrei condividere con voi. La riflessione di essere qui a dover porgere un doveroso ricordo, un ricordo che non deve diventare retorica, ma che ognuno deve sentire nel proprio intimo. Il nostro comune, in particolar modo nel 1917, ha pagato pesantemente sia in termini militari che civili, perché di qui è passata la profuganza che dopo la disfatta di Caporetto ci ha portato fino al Piave, ed è stato proprio il tagliamento che ha permesso, tra gli altri, di riorganizzarsi sul Piave. Il nostro paese, chi è venuto mai in ufficio del sindaco sa che nell'anticamera ci sono due fotografie del 1918 che ci mostrano un centro paese simile a quello del terremoto e forse per quanto riguarda la piazza anche peggio. Questo a sottolineare quanto anche le nostre genti abbiano pagato. I profughi attraversavano il ponte quando già era in avvio il conflitto e i militari, si ricorda in particolar modo la Brigata Bologna, sono stati mandati al fronte, che quella volta era ancora al di là del tagliamento, prima di far brillare poi il ponte. Quello che mi interessa però sottolineare in questo momento di riflessione a più di 100 anni da quei fatti è appunto il significato del 4 novembre. Il 4 novembre che non è la fine della guerra, il 3 è stato firmato l'atto. Il 4, mi piace ricordarlo così, è il primo giorno di pace dopo anni di sofferenza e dopo anni di conflitto. Una pace di cui spero sapremo farci tutti interpreti e che al giorno d'oggi, nel nostro piccolo e nel nostro quotidiano, si traduce nel non cercare il conflitto tra le persone, anche nei nostri piccoli rapporti personali. Mentre per quanto riguarda uno sguardo più ampio, penso che non possiamo non avere negli occhi, dopo anni di un conflitto, parlo in particolar modo di quello del Medio Oriente che sta attanagliando genti da ormai decenni, non possiamo non avere negli occhi il risultato di una politica che comunque va ripensata, perché vedere la gente che si aggrappa alle ruote di un aereo in partenza come risultato di un intervento di anni non può che farci interrogare. Al tempo stesso è doveroso il ricordo di quanti anche italiani hanno perso la vita all'interno di quelle operazioni, cercando di portare riappacificazione tra quelle genti. Il 15-18 è stato, e quindi ricordiamo le forze armate, ma ricordiamo anche l'unità nazionale, perché la guerra del 15-18, che qualcuno chiama la quarta guerra risorgimentale, è stata in realtà anche il momento in cui gli italiani si sono sentiti tali, in cui in quelle trincee c'erano sardi, siciliani, marchigiani e persone di tutte le regioni della nostra Italia. E lì forse si sono conosciuti e confrontati. In tal senso, quest'anno in particolar modo ricordiamo anche il centenario del Milite Ignoto. Milite Ignoto che nel primo consiglio utile abbiamo eletto a cittadino onorario del nostro comune, proprio perché mi piace pensare che nel suo significato, anche qui che vorrei togliere da ogni retorica, nel suo significato c'è uno dei nostri giovani, uno di quei pinzanesi che da quel conflitto non hanno fatto ritorno. Chiedo quindi davvero a tutti di essere solidali
nel fare uno sforzo di testimonianza di pace in ogni dove. Io vi ringrazio per essere qui numerosi. È ancora un anno particolare dove dobbiamo muoverci con accorgimenti e con mascherine, però anche su questa battaglia penso che la solidarietà, l'unione e soprattutto il dialogo possano essere elementi che fanno la differenza. Io vi ringrazio e lascio la parola alla banca.